Pronti? 1, 2, 3. Buono, subito il segnale con Aspramare Ama che conquista la testa mentre c'è lotta per le altre posizioni e Annie Pan cerca di sistemarsi e riesce in seconda, mentre Asia Jet è più lontana e ora cerca di recuperare, ora è in schiena ad Aspramare Ama che non ha colto una gran partenza, mentre all'esterno si fa luce Amore Stecca che va all'attacco con decisione dopo 350 metri di gara e al paletto dei 400 sfonda nei confronti di Aspramare Ama, 39 il passaggio ai 400. La terza posizione per Annie Pan che precede Arta Terme Jet e Asia Jet che chiudono il gruppetto. Il quintetto procede ora abbastanza allungato perché fa andatura. Amore Stecca, c'è un parziale ora in 14,9, prende 3 lunghezze di margine. Amore Stecca su Aspramare Ama che si trascina Annie Pan, Arta Terme Jet e Asia Jet. Intanto gli 800 in 1 minuto e 1 decimo, 14,3 il parziale. Continua a fare andatura. Amore Stecca, il battistrada unico di sesso non femminile. Mettiamoti il chilometro in 1,15,1. Dalla coda cerca di muoversi Asia Jet. Arta Terme viene superata in questo momento e Asia Jet prova a profilarsi sui primi con Aspramare Ama che segue sempre da vicino le mosse di Amore Stecca. C'è ora un parziale in 14,6, si viaggia sempre su ritmi molto elevati. Guadagna di dentro Arta Terme Jet, intanto in vantaggio è sempre Amore Stecca, 600 dalla conclusione. Si trascina Aspramare Ama che accenna per un attimo a spostare all'esterno. Lo fa a 500 dal palo, poi Arta Terme Jet, Asia Jet che viene via in terza su Annie Pan, 400 scarsi alla conclusione con Amore Stecca che si mantiene in vantaggio. Ci prova comunque Aspramare Ama, all'interno c'è Arta Terme Jet, al largo sono Annie Pan e Asia Jet, ma mantiene vantaggio Amore Stecca che entra nettamente al comando addirittura d'arrivo. E nel finale allunga ancora per non farsi più avvicinare, vince da estremo outsider pur nel campo ridotto nei confronti di Arta Terme Jet che è buona seconda, mentre per il terzo dovrebbe essere Aspramare Ama ad avere ragione degli avversari. 1,15,6 sul doppio chilometro, la vittoria di Roberto Faticoni, 7,33 la quota, era il meno giocato, scusate, unico il castrone di Amore Stecca, le altre erano tutte femmine. La quota di 7,33 al totalizzatore per aver ragione di Arta Terme Jet che conquista un buon secondo dopo un'incertezza iniziale, al terzo è ancora Aspramare Ama e quindi successo per Amore Stecca, Roberto Faticoni al Salchi e al training.